Buongiorno, 8 gennaio 2012 e dal Production Isole Sparse Renato De Paoli. Ecco, parliamo della mostra di archeologia che si chiude a Veronella, intitolata Una sposa dai numerosi doni, recente scoperta nella necropoli de Desmontade Veronella, l'antica Cuca. La mostra durava dal 19 novembre 2011 fino al 18 dicembre 2011, ma è stata prorogata fino ad oggi. Per appuntamenti 347 13 30 045, però oggi è l'ultimo giorno a Veronella. Ecco il sito dove si trova un antico fortilizio pre-romano in località Oppi, ancora molto visibile, mentre questo recupero nel 2010 è stato fatto ad opera dell'associazione Adige Nostra, il comune di Veronella e il MIBAC, che ha fatto una grande raccolta di materiale, scavi, e in particolare questo dépliant racconta la storia della tomba 412, 418, 441, 442 e 274. La tomba 441, urna cineraria biconica con copriurna. L'eccezionalità del ritrovamento unico è sto piede qua, che sarebbe un antico biberon, ovvero si metteva il latte dentro qua e nell'alluce, che è un busetto, e ven fuori che succhiando il bimbo o la bimba che è morta probabilmente in tenera età e quindi è stata depositata nella sua tomba, e ha messo dentro il biberon o ciucciotto dito nel nostro parlare, ciucciotto, che l'era talmente fatto bene che il latte non ven via fuori se non ven aspirato. Allora leggiamo un pochettino cosa dice qua la necropoli de Desmontà. Allora, la necropoli archeologica de Desmontà, le indagini si sono svolte dal 2010 al 2011 e sta fortunè una serie di fortunata campagna di scavo iniziata nell'80 del 1980. I risultati raggiunti in questa ricerca sono considerevoli e sta infatti a recuperare oltre 33 tombe che porta a 443 il numero complessivo delle sepolture rinvenute nella necropoli. Stiamo parlando di un periodo che va grosso modo, anche se è delle preesistenze del 4000 a.C., il Neolitico, ma le ricerche le sa fermare a un strato che si chiama 1200 900 a.C., un'età del bronzo, confermando così l'eccezionalità, ripetiamo, 443 è il numero complessivo delle sepolture rinvenute nella necropoli, confermando così l'eccezionalità dei documenti funerari dell'età del bronzo finali qua nelle isole sparse venete veronesi. In questo periodo, in pratica, la pratica
diffusa era la cremazione del defunto, cioè veniva bruciato, va bene, e dopo veniva bruciato su una catasta di legna, e se seguiva con un metodo molto meticoloso veniva a recuperare gli ossi combusti, brusè, e poi tutto il materiale di regali che veniva dati, il corredo cosiddetto. Qua che mettiamo immagini di repertorio provenienti da este, ma nel corredo alcune cose interessanti, e queste, eccole qua, fermagli, gli aghi di sicurezza, ucce di sicurezza, anelli e collane, fusarole, collane de ambra, è un pezzo ambra meraviglioso, anzi la collana è formata da pezzi di ambra finemente intagliati e di dimensioni interessanti. Questo è un elemento della collana in ambra. Allora si dice che è stato trovato delle urne biconiche con delle presette, con dei maneghi, insomma, con un querciolo, e il fondo dell'urna decora a costollature oblique. La 400 di sotto invece che è un'urna cineraria, un vaso biconico con 4 presette decorazioni a fasce. Ricordiamo il grande moto veneto. Allora il Lax Venex, che era un grande lago veneto, una grande endolaguna, dove dopo c'è scritto questa grande piera inascoltata tutt'oggi: le isole dei Veneti, per voler della divina provvidenza, fondè sull'acqua sacra e circondè da acqua sacra al posto de mura. Chiunque oserà violare il libro andar nelle acque sacre sia condannato come nemico della patria, sia punito per sede quello che ha violato le sacre mura della patria. Va bene? Per dare il contesto, qua siamo sull'Elpon, vicino all'Adese, e quindi era un'endolaguna piena di acqua, quello che adesso sta tutto transustanziato. Andiamo avanti. Altre tombe non era niente, cioè era prive di urna, secondo il rito che viene denominato a ceneri sparse, che prevedeva la raccolta simbolica di qualche poca di senda rimasta, che poi la veniva spampinata sul fondo della tomba. In qualche caso gli ossi ben catte sul fondo della fossa ha fatto ipotizzare che l'urna fosse di materiale organico, di legno o di tessuto dentro un sacchetto di pelle, o questo non conserva, e questo non sa mia conservare. Il rito funebre l'era dato a tutti. Allora, nella tomba 274, Catania del 2005, era assente il vaso, ma era invece un ricco e significativo corredo, tanti doni del morto. Quindi a volte anche le persone più ricche non le usava mia l'urna. Al centro di questa piccola fossa, fra misti alla terra del rogo, erano presenti collane, bracciali, fibule, vasetti di terracotta, forme a forma di piede umano interamente cavo,
interpretato come poppatoio, come biberon abbiamo detto prima. La composizione del corredo e la presenza del poppatoio fanno ipotizzare si tratti di una buttina morta in tenera età. La sepoltura più assai importante, Catania Necropoli, la tomba 437, conosciuta da un'urna coperta da una scodelle contenente tra i più significativi corredi dell'età del bronzo finale in Italia, anche nel Veneto e nel Veronese, nelle isole sparse Spampinè dei Sparti. L'urna l'era messa sul fondo di una piccola fossa in penia de terra brusà. La parte superiore del coperciolo l'era intaccata a arature. Poi qua dopo che spiegazioni tecniche, a metà del contenitore era messo dentro il corredo, diciamo corredo, tutto quello che il morto si porta via, al di sopra delle ossa combuste che ne occupavano il fondo. Il corredo è costituito da una serie eccezionale di ornamenti femminili di pregio, perle d'ambra, abbiamo detto prima, saltaleoni in bronzo e ben 9 fibule in parte collegate tra loro con una cadenella, denotano un abbigliamento complesso, altro che preistorici. Oltre a questi sono presenti elementi quali una fuserola, un corno decorato da occhi di dato. Questa fuserola è in corso di interpretazione. Sta intervento del restauro, eccetera eccetera. Allora, si ringrazia per la collaborazione la Sovrintendenza dei Beni Archeologici del Veneto, il Nucleo Operativo di Verona, l'amministrazione comunale di Veronella, Pressana, Roveredo dei Guai, i sindaci Garzon, Fino e Cioito per aver concesso i mezzi meccanici per il relativo scarico, il centro ambientale del Legnago per gli espositori, le teche, e poi Cengia di aver concesso e sponsorizzare lo scavo sul fondo della sua proprietà, e poi Restivo, Alessi e Zugliani Melinand che ha finanziato il restauro delle tombe 412, 418 e 442. Lo scavo sta eseguito dalla SAP, Società Archeologica Padana, diretta da A. Manicardi. A collaborare Borsanti, Rigodanzo, Ambrosi, Grappelli, Anti, Dalcero, Beppino Dalcero, qua va il nostro saluto, De Mattia, Gioga, Ottaviani, Pittondo, Pozzan, Vicentini, dell'associazione Adige Nostro, che da più di 10 anni collabora con la sovrintendenza del Ministero dei Beni Culturali alla conoscenza, alla tutela e al recupero del patrimonio culturale delle isole sparse Spampinè dei Sparti nel Veronese. Qua abbiamo delle tavole che riassume un pochettino la situazione del lago Veneto, fino a raccontarvi della ceramica guida fatta in questa maniera, è ceramica incornata che è seccata dappertutto, dal Mincio al Livenza, dal secolo XVIII a.C. fino all'XI a.C., segno di una civiltà unitaria quando era le palafitte. Qua invece che rappresenta schematicamente stilizzato, l'elmo de Opean finì nel Museo Archeologico di Firenze, speriamo che venga delle volte impressia. Qua invece che il Tutus de Sparé,
catà insieme con la paletta, insieme con delle spille, e conservà al Museo di Verona. Tra poco faremo la comparazione con quello conservato a Rovigo, al Museo dei Concordi, all'Accademia dei Concordi, con il ritrovamento de Borsea. Qua invece abbiamo una stilizzazione dell'alfabeto prelatino veneto che viene conservato al Museo Nazionale d'Este. Questa invece è la stilizzazione della paletta votiva che sta sempre a sparare insieme col tutulus. Va bene? Grazie se mi avete ascoltato. Pace e bene a tutti. Renato De Paoli, Isole Sparse e Dar Prudencio. Pace che diceva il buon